i risparmiatori che sono stati comunque derubati dei propri risparmi, dove lo Stato doveva risponderne, adesso sta mettendo in dubbio i famosi 240 milioni del FIR che dovevano essere assegnati, mentre il ministro Giorgetti non comunque molto tempo fa ha detto che verranno assegnati ai fondi dell'automotive e così saranno perduti. Questo è l'allarme che lanciano le associazioni di risparmiatori sul FIR, il fondo indennizzo risparmiatori creato per tutelare i truffati dei crack delle banche venete. Non solo questo però, perché mancano all'appello anche i fondi provenienti dalla liquidazione dei beni di Veneto Banca. Ci sono oltre 50 milioni di euro di un asset di Veneto Banca che è stato comunque assegnato tramite un'asta a Milano alla Pegaso SPA, unica partecipante all'asta, però due anni fa non sono ancora stati riscossi questi fondi e distribuiti ai danneggiati. I 240 milioni trovati anche grazie alle associazioni in difesa dei consumatori dai conti correnti dormienti devono andare a ristorare i truffati. Sono dei soldi che i risparmiatori avanzano, come avanzano quel miliardo che è stato portato via nel 2019, come avanzano altri soldi, perché la situazione delle ex banche non ha insegnato niente. L'appello è alla politica che vigili. Che si diano una mossa, che si preoccupino dei loro veneti, di noi veneti. A gennaio partirà una nuova commissione parlamentare a cui parteciperanno anche le associazioni dei truffati. Noi saremo assieme ad altre associazioni lì per dire le nostre proposte, però in maniera proattiva. Noi vi troviamo i soldi che voi non ci dovete dopo portare via, perché se no sta storia non finisce, perché se vi troviamo i soldi che non sapete di avere INPS, Enel, INAIL, non sapete di averli, bene, quei soldi li date a chi il sistema assicurativo e bancario li ha portati via.